differenza tra autonomia e indipendenza? Qual è il sofisma? Allora, più che sofismo io vorrei entrare nel dettaglio. Diciamo che come gruppo indipendentista noi ovviamente il nostro must, il nostro core è quello dell'indipendenza, ma siamo anche sostanzialmente dei razionali. Sappiamo che per arrivare ad avere quello che è il nostro sogno bisogna avere un percorso di un certo tipo e riteniamo che assolutamente l'autonomia sia questo percorso, sia prodromo ad arrivare a quello che è il nostro risultato. Vediamo, anche se oggi è una giornata particolare, che anche in altre zone europee si è passati prima attraverso un percorso autonomista molto importante, vedi la Scozia piuttosto che la Catalogna, e quindi anche noi riteniamo che il percorso autonomista sia fondamentale per arrivare a poter sognare qualcosa di più. Detto questo però, sebbene anche noi abbiamo aiutato nel nostro possibile quello che è stato il referendum per l'autonomia, spingendolo veramente sull'acceleratore, c'è da dire che prendo spunto dal titolo della trasmissione. Allora, autonomia, ci sarà il pacco sotto l'albero? Onestamente vedo quell'aggettivo di pacco che potrebbe dare adito a doppie valenze. Mi spiego meglio. Può essere interpretato. Può essere molto interpretato, una chicca simpatica come titolo. Allora, noi oggi ci troviamo di fronte a quello che ha detto il presidente Ciambetti. Io onestamente lo sposo al 100%, quindi non ho nulla da eccepire su quello che ha detto. La domanda è se quello che è stato fatto fino adesso anche dalla Regione Veneto sia soltanto esclusivamente prodromo a risultati elettorali piuttosto che alla realizzazione reale e tangibile di quello che è l'autonomia stessa. Parliamoci chiaro. Il presidente Zaia, in questo caso, durante il periodo pre-referendum andava avanti dicendo la solita sua frase, ossia pancia a terra, perché eravamo tutte quante le battaglie dovevano diventare come Trento e Bolzano, cioè 9 decimi del residuo fiscale e 23 competenze. Fosse così, chapeau, cioè, accidenti, 23 competenze e 9 decimi del residuo fiscale è esattamente quello che ci aspettiamo, considerando le promesse su base referendaria e l'auspicio di realmente poter portare avanti quelli che sono i principi anche costituzionali, dove ci troviamo ad avere una regione che potrebbe, proprio per Costituzione, essere agli estremi del federalismo, perché è previsto dall'articolo 5 della Costituzione. Ma mi domando, se oggi o domani o dopodomani uscisse dal Consiglio dei Ministri una proposta che io ritengo monca, qualunque cosa non sia 9 decimi del residuo fiscale e 23 competenze, per me è monca. E non solo per me, perché non sarebbe una vera autonomia, sarebbe semplicemente un ulteriore pacco, come dice la trasmissione, rispetto a quello che è il sentire dei veneti. Poi io capisco perfettamente che ci sono delle tempistiche tecniche, però ricordo che il giorno prima del referendum, quello che oggi il viceministro e il vicepremier Salvini diceva: con me al governo l'autonomia del Veneto e della Lombardia ci sarà in 15 minuti. Testuali parole di Salvini. Ok, una buttata, prendiamola come tale. Ha sbagliato i minuti in anni, dai. Purtroppo penso sia così. Ora, ok, una buttata, diciamo che fa correre, e questo gli ha dato una mano anche a livello elettorale per poter essere posto, non è quello il problema. Ma a livello di tempistiche, io capisco anche che una volta fatto il referendum c'era il governo Renzi e il ministro Costa ha detto ma ci sono dei problemi, era qua il e c'erano dei problemi per andare avanti. Allora tutti quanti, ok, spingiamo ancora sulla Lega ex Nord, piccolo dettaglio da non trascurare, ok, spingiamo ancora sulla Lega ex Nord e cerchiamo di portare avanti questo discorso. Infatti si è visto il risultato della Lega in Veneto è stato eccezionale, però ci troviamo di fronte che ogni giorno c'è qualcosa che non torna. Ogni giorno bisogna posticipare a un altro.